Fa tappa a Venezia oggi il viaggio del treno della salute promosso da Medici con l'Africa QAM, da Ferroviari con l'Africa e dalla Regione Veneto. Il treno è composto da 5 carrozze che sono state allestite alla stregua di ambulatori e che hanno permesso di effettuare screening gratuiti per la salute, effettuando numerosi tipi di controlli, dal controllo della pressione, del colesterolo, della glicemia a elettrocardiogrammi, da consulenze nutrizionali alla valutazione dello stile di vita. Il suo scopo è fare sensibilizzazione verso la prevenzione, informando in particolar modo i più giovani. Saranno organizzati incontri formativi nelle scuole superiori di tutte le città in cui il treno farà sosta, e ciò sarà possibile grazie alla collaborazione con l'ufficio scolastico regionale. Presente all'arrivo la Presidente del Consiglio Comunale della città di Venezia, Ermelinda Damiano, la quale ha sottolineato che si tratta di un'iniziativa che ha una doppia valenza, dando risalto ai medici e a quanti hanno portato a termine la quinta edizione di questo viaggio speciale e continuando a diffondere il messaggio importante del diritto universale alla salute. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940.